Bentrovati, my name is Bonf, Alex Bonf, l'agente, segreto per niente, al servizio dei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche gli stessi di Go 2025 della regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il grande giorno è arrivato, oggi parte la capitale europea della cultura, in questo weekend che noi vediamo un percorso di solito e anche questa settimana vediamo un percorso cominciate alla mattina e finite alla sera. Per quel che riguarda questa giornata, questo fine settimana, è facile capire che Gorizia sarà un po' il baricentro delle manifestazioni in tutta la regione. Andiamo a vedere la prima cosa da fare, eccola qua, siamo in quel di Monfalcone, da Boccioni a Martini, Arte nelle Venezie, il tempo di Ungaretti, sul Carso. Il luogo, Galleria Comunale d'Arte Contemporanea, Piazza Cavour 44 a Monfalcone. Qualche descrizione, mostra a cura di Marco Goldin, la mostra da Boccioni a Martini, Arte nelle Venezie al tempo di Ungaretti, sul Carso, rappresenta uno dei due capitoli del vasto progetto multidisciplinare Ungaretti poeta e soldato, che si svolge tra il Museo Santa Chiara a Gorizia e la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea a Monfalcone. Gli orari della mostra: domenica 9, 13, 14, 18. Ecco, noi vi consigliamo, come al solito, visto che facciamo un percorso, di andare alla mattina dalle 9 alle 13 e poi proseguire per fare il resto della domenica. Una delle tre cose che oggi vi proponiamo deve essere fatta assolutamente prima della fine del mondo. Questa è la prima cosa da fare e continuiamo con la nostra rassegna degli eventi di Go 2025 di Gorizia. Venire a Gorizia per la seconda e la terza cosa da fare. Eccolo qua, dalle 15 alle 20, che sfugge alle 15 alle 20 ai giardini di Corso Verdi a Gorizia, animazione per bambini e cantaquartieri live Go Music. Questa è domenica. Per quanto riguarda anche altre attività, andiamo a vedere, l'abbiamo presa dalla pagina Facebook del comune di Gorizia. Questa qua è l'altra grande parte della domenica pomeriggio, dalle 17 alle 20, Piazza della Vittoria, una serie di artisti, D'Argent Amico, DJ set e poi anche altri protagonisti. Ci sono gli SOS Live Cover Band, Carmine M e per quanto riguarda la presenza anche di Ellen DJ, come potete vedere, questo in Piazza Vittoria dalle 17 alle 20. Si chiude la terza cosa da fare in questo caso con uno spettacolo all'insegna della musica, poesia e tradizione dei Balcani, all'insegna dell'incontro tra le culture italiane e balcanica. Eccola qua, Carmina Balcanica. Questa è alle ore 20:45 a ingresso libero al Teatro Verdi di Gorizia. E non c'è più niente per quanto riguarda le cose da fare. Oggi non abbiamo più spazio. Vi ricordiamo che se volete avere altre informazioni, nella nostra pagina Facebook, nella descrizione troverete altri consigli. E a questo punto noi vi salutiamo. Se passate e passerete sulla nostra pagina Facebook e ci mettete un like, ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone, ma soprattutto sarete sempre informati di quello che succede nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono quelli di Go 2025. Noi ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!